Benvenuti, oggi è mercoledì 28 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:11. La luna si leva alle 6:23 e cala alle 22:18. Il santo del giorno è San Emilio. Il nome Emilio ha origine latina e significa cortese. Il 28 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Gioco, istituita nel 1997 dall'International Toy Library Association e fissata dall'ONU per affermare il diritto al gioco delle bambine e dei bambini. Oggi è celebrata in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Oggi Patch Adams compie 80 anni. È un medico e attivista statunitense famoso per aver ideato la clown terapia. Raggruppa volontari provenienti da tutto il mondo e insieme vanno negli ospedali travestiti da clown con l'obiettivo di far divertire gli orfani e gli ammalati. Lo conosciamo soprattutto grazie all'interpretazione di Robin Williams nel film che porta il suo nome. Kylie Minogue compie oggi 57 anni. È una cantante australiana con oltre 30 anni di carriera e il suo brano di maggior successo è Can't Get You Out of My Head del 2001. L'album che lo contiene ha venduto circa 12 milioni di copie. Infine, El Noir Casalegno festeggia oggi 49 anni. È una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, diventata famosa per la sua relazione con Vittorio Sgarbi. Ha presentato la trasmissione sportiva Pressing al fianco di Raimondo Vianello e ha condotto Scherzi a parte. La ricordiamo come inviata per l'Isola dei Famosi. A Brescia, durante una manifestazione contro il terrorismo neofascista in piazza della Loggia, mentre i manifestanti si radunavano, una bomba nascosta in un cestino porta-rifiuti fu fatta esplodere alle 10:12 del mattino. L'esplosione provocò la morte di 8 persone e il ferimento di un centinaio. Dopo molti anni di indagini, depistaggi e processi, fu possibile riconoscere i colpevoli del vile attentato del 28 maggio 1974. Oggi parliamo di satelliti. La maggior parte dei satelliti ha compiti specifici riferiti alla Terra. Per svolgere tali funzioni è essenziale seguire il giusto tipo di orbita. Alcuni servono per i servizi telefonici, altri per il clima, fornendoci un quadro completo delle condizioni climatiche del pianeta, altri ancora per permetterci di seguire le trasmissioni radio-televisive. Se tutto ciò è alla nostra portata, dobbiamo sicuramente ringraziare la fisica. Buongiorno ai 12. Mentre inizia un periodo strepitoso per il segno zodiacale dei Gemelli, la Luna, che si trova proprio in questo segno zodiacale, va a dare manforte a Giove contro Saturno e Nettuno. Cosa si vorranno dire? Scopriamolo insieme. Ariete, la Luna congiunta a Giove vi fa ambiziosi, soprattutto nei chiarimenti e nelle sintesi e nell'ottenere risposte. Sarà soprattutto al lavoro che finalmente metterete alle strette tutta una serie di condizioni e di persone per cui otterrete ciò che volete da bravi capi quali siete. Toro, la giornata di oggi vede la vostra bella Venere, che è in Ariete nel segno precedente a voi, andare molto d'accordo con Marte, quindi passione, e ve lo potete permettere dato che in questo momento zodiacale il vostro cielo è più sgombro e non ci sono più le oscillazioni emotive che caratterizzavano il vostro comportamento. Gemelli, giornata ancora oggi trionfale, proprio perché la Luna si muove ancora nei vostri gradi, ma questa volta si distanzia da Mercurio e dal Sole e si congiunge a Giove, rendendovi ambiziosi, con la voglia di viaggiare, con la voglia di raggiungere dei nuovi obiettivi e sintetizzarli in maniera molto positiva. Un ottimo accordo vi cambierà la vita lavorativa.
Cancro, la vostra luna oggi è ambiziosissima, ma andrà ad abbracciare Giove, per cui creerà una situazione per voi molto importante. Oggi è una giornata ideale per siglare delle firme, per contrattualizzare, per decidere dove stare, fare un trasloco o cambiare qualcosa a casa e nella vostra logistica. Leone, giornata oggi molto importante, i 4 pianeti nel segno dei Gemelli sono tutti dalla vostra parte e finalmente oggi riuscirete anche a ratificare una vostra volontà o a ricevere dei complimenti per delle vostre decisioni in ambito professionale. Anche in casa vi sentite come delle rock star. Vergine, giornata oggi che vede ancora ben 4 pianeti contro ed è soprattutto la Luna a stimolare Giove e a volere farvi desiderare finalmente un po' di vacanza o di comprare qualcosa di bello per voi, di fare qualcosa di gioioso per voi stessi. E beh, seguite il consiglio degli altri, ogni tanto c'è bisogno di una coccola, se non arriva dall'esterno, beh, è il caso di autoregalarsela. Bilancia, continua ancora questo tripudio planetario per i segni d'aria e quindi anche voi fruite di questa luna, una luna ambiziosa, bella, che spingerà Giove a darvi quello sprint in più per creare un accordo molto vantaggioso per voi e nei vostri interessi. Potreste finalmente con giustizia ottenere qualcosa in cui speravate molto. Scorpione, giornata oggi che vi vede ancora un po' fuori dai giochi, da domani potrebbe andare molto meglio, ma oggi state un po' in disparte, approfittatene per riposare e soprattutto per sedare quell'Urano che ancora rende tutto un pochino complicato. Il lavoro necessita di grande attenzione. Sagittario, giornata oggi che vede la Luna congiungersi al vostro Giove e darvi comunque una speranza, seppure ancora i tempi non sono maturi per i vostri obiettivi e lo zodiaco vi suggerisce ancora di pazientare. In ogni caso in amore pace fatta. Capricorno, giornata oggi veramente molto stimolante per voi, proprio perché state pensando a come gestire una situazione un po' complicata lavorativamente, che però non volete rischiare che faccia rimanere male qualcuno, per cui oggi userete molta diplomazia e sarete più morbidi del solito. Acquario, giornata per voi fortunatissima, proprio perché come per tutti i segni d'aria questi pianeti giocano tutti a vostro favore, in particolare per voi che ospitate Plutone e che quindi il pianeta riceve degli stimoli, in particolare da Sole e da Mercurio, molto vantaggiosi, stimoli che vi fanno pensare che avete finalmente conquistato qualcosa di importante. Anche l'amore è con voi. Pesci, questa volta la Luna si congiunge a Giove, per cui per voi pesci è importante tentare di spostare la vostra lotta, i vostri interessi su qualcosa di altro, di più autoreferenziale, proprio perché per adesso è il senso di squadra che vacilla. Cercate invece nell'individualismo di trovare meglio la vostra realizzazione. Quella volta gli spettatori hanno vissuto un'emozione unica, un post partita che ha fatto alzare gli ascolti più della partita stessa. Ripercorriamo insieme quel 28 maggio 2017, quando Francesco Totti, il pupone amato dai suoi tifosi, ha dato l'addio al calcio. Dopo una carriera lunga 25 anni, con uno scudetto e un campionato del mondo conquistati con la nazionale, quel giorno Totti ha scritto il suo nome nella leggenda del calcio. Oggi vogliamo parlarvi di un'espressione che ha a che fare con i nostri amici a quattro zampe. To bark up the wrong tree. In pratica questo modo di dire deriva dal comportamento di un cane che, mentre cerca di inseguire un altro animale, comincia ad abbaiare verso un albero dove l'altro animale non si trova. Il cane sta letteralmente abbaiando all'albero sbagliato. Significa che stiamo accusando, criticando la persona sbagliata. Insomma, potremmo tradurlo con essere fuori strada o prendere un granchio o un abbaio. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parleremo di un'icona della musica rock e soul inglese.
Joe Cocker, il cane pazzo della musica. Nonostante i suoi problemi fisici e mentali causati dall'abuso di alcol e droghe, Joe ha saputo portare al successo canzoni di grandi artisti come i Beatles, con la sua interpretazione indimenticabile di Come Together. Ma non solo, il nostro Zucchero Fornaciari gli ha dedicato una canzone, Nuovo meraviglioso amico, ma purtroppo la sua vita si è conclusa in modo prematuro. Nel 2014 Joe muore in un ranch nel Colorado accanto alla donna che l'ha amato per 30 anni, Pam Becker. Ci salutiamo con la frase del giorno. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Quindi cambiate, provate, sperimentate, ma non cambiate canale perché io vi aspetto qui anche domani con un nuovo imperdibile appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.